Un grant mandi a tutti e un grande saluto a tutti. Dunque, all'inizio di questo mese di maggio del 2026 ho pensato fosse doveroso anche per noi fermarci un attimo a fare non solamente una commemorazione, ma direi anche una riflessione sul grande, importante, storico anniversario tondo eh, che ci interessa ultimamente, prossimamente, ovvero sia il cinquantenario del terremoto del Friuli nel 1976. Ebbene, eh, giusto sicuramente ricordare anzitutto le vittime di questa tragedia, ma anche diciamo quanto di positivo questo evento così complesso, così importante ha portato al Friuli, ecco, insomma, ne ha cambiato la storia, spesso e volentieri in meglio, ecco. È un evento che adesso non abbiamo il tempo ovviamente di andare ad analizzare per filo e per segno in tutti i suoi innumerevoli risvolti, ma è un evento fondamentale che ha segnato una grande partecipazione popolare e anche sicuramente una crescita della consapevolezza identitaria e della partecipazione anche politica, insomma, di tutta la nostra gente. Per cui sicuramente il bilancio è ampiamente positivo ed è anche giusto che ci si fermi un attimo a considerare il miracolo della ricostruzione, che è un merito sicuramente dovuto a tanti fattori, dovuto anche a delle coincidenze favorevoli, dovuto anche a delle congiunture politiche particolari di quel periodo, per certi versi unico, ma insomma uno dei meriti principali è sicuramente quello del nostro popolo friulano, che insomma avrà anche molti difetti, però insomma si è saputo risollevare dalle macerie, certo con il contributo di molti, ma insomma altrove altre ricostruzioni hanno avuto meno fortuna, per cui sicuramente ci abbiamo messo meritoriamente del nostro. Peraltro io sono talmente giovane che ero ancora nella mente di Dio quando tutto questo avveniva, ma come me già moltissimi, ma insomma ugualmente è giusto comunque che anche i più giovani si rendano conto, almeno cerchino di rendersi per quanto possibile conto di quanto è avvenuto e di quanto ancora resta da fare, perché in realtà la ricostruzione del Friuli, a mio modo di vedere, è ancora ben lontana dal suo compimento. E, sì, c'è forse il rischio di cadere un po' anche nella retorica, no? Dell'autocelebrazione, insomma, di questo evento. In realtà non è tutto rose e fiori, no? Ultimamente in Friuli. E, bisogna anche rendersi conto di quelli che perlomeno attualmente sono i problemi del Friuli, sono le sue grosse difficoltà,
che potrebbero essere davvero decisive per la sua sopravvivenza o viceversa per la sua estinzione. Eh, Vediamo un Friuli, è sotto gli occhi di tutti, un Friuli sempre più insidiato, sempre più minacciato, anche da grandi e potenti nemici che insomma non perdono occasione per metterlo in discussione continuamente. Il Friuli è scomodo proprio nelle sue potenzialità. Friuli che è osteggiato anzitutto da un punto di vista geografico, anzitutto geopolitico, ostacolato da questa regione artificiale, calata dall'alto, accentrata nell'angolino in basso a destra, caratterizzata da questo capoluogo eccentrico, alieno, spesso ostile, una geopolitica regionale problematica anche a livello provinciale. Di questo periodo la discussione sulla riforma degli enti locali di area vasta e per quello che si inizia a capire il legislatore regionale sta cercando di riproporre modelli molto discutibili, fondati sulle divisioni interne al Friuli, che vengono utilizzate a mo' di divide et impera, mentre il potere, il vero potere, rimane saldamente in mani triestine. Rivedremo prossimamente, nei prossimi anni, è verosimile che alla fine vada così, un Friuli sempre diviso tra Gorizia, Pordenone e Udine, in perenne lotta tra loro, mentre non si muoverà foglia in regione che Trieste non voglia, per cui come al solito sarà una politica triestina che amministra questa regione da sempre per conto degli interessi di uno Stato che col Friuli ha ben poco a che fare, insomma, continuare a dividere i friulani per poterli meglio controllare. E non parliamo poi delle minacce antifriulane a livello storico, perché l'identità stessa del Friuli è messa in discussione da questo politicamente corretto FVGino, senza nemmeno trattino, senza nemmeno il sacrosanto trattino che invece esiste tra le due componenti di questa regione, che spinge insomma ormai a 360 gradi per una omogeneizzazione ovviamente triestineggiante, triestinocentrica di tutto il territorio regionale e un conseguente livellamento, insomma, conseguente normalizzazione di quella che è la scomoda realtà friulana e solo friulana. Sì, il 3 aprile e le altre ricorrenze friulane sono un giorno all'anno, più che altro quasi solamente folcloristico, ma insomma alla fine il reale potere non è certo controllato dai friulani e men che meno dai friulanofoni in
in questa regione pseudo-autonoma, Friuli Venezia Giulia, letto tutto d'un fiato, senza nemmeno trattino. Ecco. Per cui il Friuli, quello vero, è costantemente sotto assedio. E alcuni dicono sia colpa dei friulani, ma è molto comodo riversare sui deboli, come dire, le conseguenze degli abusi dei potenti. Non parliamo poi del Friuli linguistico, no? Siamo di fronte a più di 25 anni dal riconoscimento più che altro formale della lingua friulana, siamo di fronte a una legislazione peraltro minimale, applicata molto poco e molto male, con insomma delle lacune vistosissime, per esempio in alcune materie come quella radiotelevisiva, anzitutto pubblica, per cui insomma soprattutto la dimensione linguistica del Friuli è davvero osteggiata da sempre. Stavo pensando a uno dei principali eventi anche di commemorazione di questo cinquantenario del terremoto del Friuli, che pure segnò un importante recupero, insomma, della nostra coscienza identitaria, anche sul piano linguistico, fungendo anche un po' da catalizzatore, insomma, della partecipazione popolare, finalizzata anche al riconoscimento del pluralismo linguistico storico del Friuli. Eppure, ad esempio, bisognerebbe ricordare anche a quella conferenza episcopale italiana che parteciperà con i suoi vertici a questi eventi questi eventi commemorativi, come il nostro popolo sia ancora in attesa, dopo decenni e decenni, dell'approvazione del messale romano tradotto dal latino in lingua friulana, che risulta tuttora negata, per cui insomma, con quale faccia la CEI venga anche a partecipare ai nostri eventi, vabbè, sì, vabbè. C'è stato un contributo di carità, c'è stato sicuramente un contributo che va riconosciuto da parte di molti, non solamente a livello statale, ma anche internazionale, ecco. Ma insomma, ultimamente la CEI col Friuli, nei rapporti col Friuli, sicuramente non ha fatto una bella figura, anche perché lo Stato, per il momento almeno, un riconoscimento, sia pur meramente formale, dal punto di vista linguistico lo ha concesso. La Chiesa è ancora molto in ritardo, anche solamente per quanto riguarda la formale approvazione di un atto che sarebbe semplicemente dovuto per diritto divino naturale, perché sostanzialmente a un intero popolo è insomma
messo in discussione il proprio sacrosanto diritto di usare la propria lingua sulla propria terra, ad esempio per pregare. Figuriamoci poi quali potrebbero essere le solite difficoltà attuative, chiamiamole così, anche nell'ipotesi che alla fine questi libri liturgici vengano completati e finalmente approvati. Poi vorrei concludere anche con le difficoltà, insomma, di un Friuli sempre più claudicante, sempre più colonizzato, anche a livello culturale, perché qui è in discussione la sopravvivenza stessa di un intero popolo, anzitutto dal punto di vista demografico, ma non solo. Anche da un punto di vista culturale, di continuità identitaria, ecco, non solamente linguistica. Certo, la lingua è uno dei fattori principali e più importanti, ma non è l'unico. C'è una memoria, c'è una identità, c'è una consapevolezza che, vorrei sbagliarmi, ma vedo sempre più flebile, minacciata, soprattutto nelle nuove generazioni. Io ormai sono comunque di mezza età, anche se sono relativamente giovane ancora. Non si sa quanto l'idea stessa del Friuli potrà durare, potrà appassionare soprattutto chi verrà dopo di noi e chi potrà eventualmente rappresentare il nostro futuro. È sicuramente un periodo complicato, un periodo difficile, non solamente dal punto di vista economico, ma insomma, per molti versi ci auguriamo che possa essere comunque, come all'epoca del terremoto, un periodo comunque stimolante per un recupero, ecco, di tutta quella che è il nostro patrimonio identitario, ecco, nel suo complesso. Noi nel nostro piccolo, già da molti anni, già da molto tempo, abbiamo cercato di seminare quantomeno dei sussidi divulgativi sulla realtà friulana, che come al solito vi indichiamo qui sotto in descrizione, vi linkiamo a vostra disposizione, ovviamente gratis, open source, scaricateli, fateli girare. Vi abbiamo segnalato sempre qui sotto in descrizione tra i link anche quello che è stato il portale che è stato aperto dalla regione in occasione di questi di queste celebrazioni per il cinquantenario, per questo importante anniversario tondo del terremoto in Friuli del 1976 in questo anno 2026, che è un sito per certi versi interessante, che comunque raccoglie molti eventi anche culturali organizzati sul territorio, non solamente dalla regione ma anche da molti enti locali. Sì, il bicchiere è sicuramente mezzo pieno, non voglio essere totalmente pessimista, non voglio, come dire, nascondere tutto il buono che c'è stato e che ci potrebbe ancora essere, perché ho visto comunque grande interesse da parte di tutta la nostra gente su queste tematiche, e anche molti eventi organizzati sono e meritano
insomma, la più ampia divulgazione, il più ampio sostegno. Vorrei però guardare anche al bicchiere come mezzo vuoto, perché molto lavoro resta ancora da fare se davvero si vuole evitare che il Friuli scompaia in questo FVG senza nemmeno trattino, che incombe da tutte le parti sempre di più, spinto soprattutto dalla regione, ma non solo, anche da tutti coloro che si piegano a questo io sono Friuli Venezia Giulia, tutto attaccato, letto tutto d'un fiato. Dobbiamo invece, a costo di risultare scomodi, di risultare politicamente scorretti, dobbiamo avere il coraggio di ribadire e difendere e approfondire, divulgare una realtà friulana che sia solo friulana, che sia autentica e non diciamo politicamente corretta e addomesticata, ecco, da parte dei nostri governanti, che attualmente sono veronesi, triestinizzati e magari anche prossimamente, insomma, non saranno friulani né tantomeno friulanofoni. Per cui, nonostante tutti i nostri problemi, dobbiamo insomma essere obiettivi, razionali e fare, se non altro il possibile, per continuare a dare quanto più fastidio, ecco, lecitamente possibile, per continuare a fare la nostra parte, per combattere fino alla fine, anche se magari perderemo e anche se magari non riusciremo a impedire l'estinzione di un intero popolo che è davvero a rischio, non solamente, ripeto, dal punto di vista demografico, ma anche, diciamo, sotto tutta una serie di profili che ho cercato di sintetizzare in un video che non posso allungare ulteriormente anche per ragioni logistiche, come mi ricordano sempre dalla regia. Ecco, per cui vi devo anzitutto ringraziare per l'attenzione, vi devo salutare calorosamente in un anniversario che per sua natura è sempre drammatico, ma anche significativo e positivo allo stesso tempo. E vi devo invitare a dare il vostro contributo, per quanto piccolo, anche solamente facendo girare non solamente questo video, ma anche, diciamo, tutto il materiale che ho ritenuto giusto segnalarvi qui sotto in descrizione. Ecco, passaparola. Grazie, mandi a Ducci.